È il 15 giugno del 2022 e sto facendo i campionati d'Italia, una delle esperienze più belle e meravigliose della mia vita. Questa che ti sto per mostrare è forse la partita più bella dell'intero torneo. Benvenuti amici di Matto Scacco, spero che stiate bene. Mi raccomando, vi ricordo che fino al 14 di marzo c'è in offerta di lancio Tattica Master, il corso più completo sulla tattica, che non vi insegna solo a trovare tattiche infilate, inchiodature eccetera, ma a capire quando e come trovare queste cose in partita, perché nei problemi tutti siamo bravissimi, ma il problema è andare a trovarli in partita. In questa partita secondo me qualcosina di tattica c'è stato veramente. Quindi andiamo a vedere. Ti annuncio già che si tratta poco più di una miniatura. La partita finisce in 23 mosse, io ero col bianco, il mio avversario si chiamava Costantino, che non è il tronista di Uomini e Donne, e andiamo a vedere come si è svolta la partita. Allora, intanto era bellissimo perché ci troviamo in questo posto enorme, credo che era una palestra, adesso non mi ricordo, però enorme, centinaia di giocatori, e nei campionati d'Italia ovviamente c'erano le categorie, c'erano la categoria di tutti i candidati maestri, la categoria di tutte le prime nazionali. Io ero seconda nazionale e cercavo, anzi il mio sogno era quello di arrivare primo all'interno di questo torneo, perché colui che arriva primo nella sua fascia di categoria va in automatico, anche se non ha raggiunto il punteggio. Voi sapete che per arrivare a prima nazionale deve avere il punteggio di 1800, anche se non avevo il punteggio di 1800, se fossi arrivato primo al torneo in automatico sarei salito di categoria. Era il mio sogno quello di raggiungere questa categoria, quindi volevo arrivare primo a tutti gli effetti. Volevo arrivare prima dell'aggiornamento FIDE. Voi lo sapete che qualche tempo fa c'è stato l'aggiornamento FIDE, quindi la FIDE ha regalato un pochettino di punti a tutti per sistemare il nuovo e livellare il nuovo livello. Io volevo arrivare prima alla categoria di prima nazionale, prima di questo aggiustamento. Tra l'altro poi ho fatto il video dove ci sono realmente riuscito, te lo lascio qui se poi lo vorrai vedere. Allora, ripeto, siamo in questo torneo, la carica era tanta, la responsabilità era tanta, perché era un torneo molto lontano da casa mia, era su 9 turni, una settimana intera fuori casa, quindi paga l'albergo, paga da mangiare fuori tutti i giorni, quindi era un impegno anche insomma economico importante, e perciò ogni partita pesava veramente tantissimo. Quindi apro col bianco e ovviamente da bianco apro con D4, la mia apertura preferita. Il mio avversario, che tra l'altro era uno dei più quotati nella mia categoria delle seconde nazionali, gioca cavallo F6, C4 e 6, si va per fare una nizzo indiana, ovviamente se avessi giocato cavallo C3, ma gioco cavallo F3 anche per andare un pochettino contro queste cose. E su B6 il mio avversario prepara quella che è una ovest indiana, quindi l'alfiere campochiaro andrà in fianchetto e con molta probabilità questo campo oscuro verrà dato sul cavallo in C3. G3 impostando un assetto in stile catalano, alfiere B7, alfiere G2, D5. Qui cosa molto importante, ovviamente c'è la minaccia su C4, posso tranquillamente giocare cavallo D2, che è una mossa che tra l'altro nella catalana si gioca, ma qui gioco la risposta corretta, che è C per D5, e qui il mio avversario ha tre modi per catturare: d'alfiere, di cavallo o di pedone. La teoria degli scacchi però, e ricordati questo principio molto importante, è che al centro si cattura con i pedoni. Perché si dice che al centro si cattura non poteva catturare col cavallo e stavamo tutti contenti? Si poteva, ma andando a catturare al centro con i cavalli mi aiuti a fare una mossa gratuita come 4, dove ti prendo il tempo sul cavallo e prendo il centro. Quindi invece andando a catturare di pedone, ed è così che è andata in partita, il bianco non può prendere spazio e guadagnare anche il tempo. Per questo c'è il principio di catturare al centro coi pedoni e non con i pezzi. Quindi arriviamo in questa situazione, cavallo C3, faccio una normalissima mossa di sviluppo. Ovviamente il nero gioca a cavallo in BD7 e non in C6 per non togliere visibilità all'alfiere. Arrocco corto, alfiere 7 per prepararsi all'arrocco, e a questo punto per quanto mi riguarda le mosse facili e naturali sono finite, i cavalli sono ottimizzati, l'alfiere è nel fianchetto, il re è arroccato, mi manca semplicemente da capire cosa fare con queste torri, l'alfiere e la donna. Ovviamente al momento altre spinte mi sono inibite.
Una spinta come 3 non servirebbe a nulla e mi tapperei l'alfiere. Una spinta come 4, dopo le catture mi troverei con un pedone isolato. Le spinte laterali qui al momento, se possibile, non voglio farle perché non voglio indebolire l'arrocco, e una spinta come B indebolirebbe il cavallo, e una spinta come A, perché no? Però ci pensiamo più avanti. Allora decido di sviluppare l'alfiere. Lo posso mettere in G5, però se poi mi gioca H6 sono costretto a dare via l'alfiere, perché andare in G5, gioca H6 e poi fare una ritirata a casa ha poco senso. Nel momento in cui vai in G5 vuol dire che sei pronto a dare il tuo alfiere, ma siccome non ero pronto per niente, gioco alfiere F4 e qui inizio a lavorare su un punto. Una delle cose più importanti che deve fare un giocatore di scacchi a un certo punto è quello di cercare di concentrarsi sui punti deboli, concentrarsi sulle debolezze, e questo alfiere inizia a puntare già sul pedone in C7, quello che potrebbe essere definito un pedone arretrato. Quindi la mia idea, adesso che si è anche liberata la colonna C, è quello di portare una torre su colonna C e magari, perché no, anche un cavallo in B5, cercando subito di creare un attacco. È ovvio che questo pedone in C potrà andare in C6, potrà andare anche in C5, però intanto iniziamo a creare un piccolo piano, e non ricordo chi lo diceva che un brutto piano è meglio che non avere proprio un piano, quindi decido di giocare proprio in questo modo. Il mio avversario gioca a 6 proprio per, secondo me, per impedire manovre di questo tipo, e io gioco torre C1, una mossa che comunque avrei voluto fare. Siamo alla 10ª mossa, fra 10 mosse circa finirà la partita, quindi cerchiamo di capire che cosa succede in queste 10 mosse. Era un torneo a tempo lungo, c'era tanto tempo per pensarci, è stato il mio torneo a più tempo lungo possibile, perché c'erano i classici 90 minuti più 30 secondi di abbuono ogni volta che davi la mossa al tuo avversario, in più avevi, se non mi sbaglio, 45 minuti per se superavi le 40 mosse, quindi c'era veramente tanto tempo, e qui credo che ogni giocatore possa dare il meglio di se stesso. Ovviamente, se non mi sbaglio, ne avevo persa una di partita in questo torneo, ma ne ho perse tantissimi in altri tornei, e spero, anzi voglio portarti anche delle partite dove perdo, se no sembro il campione del mondo che vince tutte le partite. Anch'io ho fatto un sacco di cappellate, però in questo torneo devo dirti che secondo me avevo giocato abbastanza bene. In questa partita, se non mi sbaglio, ho fatto il 93% di precisione, e quindi andiamo. Il mio avversario gioca torre C8 proprio perché anche lui stesso inizia a intravedere un po' di pressione sul punto C7. Qui ho visto l'analisi col motore, il motore mi consigliava subito cavallo E5, una mossa che poi faccio, ma non la faccio adesso, perché qual è l'idea? L'idea è di iniziare anche a creare poi pressione contro questo pedone, ovviamente togliendo il cavallo lo inizi a fare, ma adesso mi sembra un po' prematura per un eventuale cambio che poteva avvenire subito, e quindi gioco donna B3. Non è la mossa che piace più in assoluto al motore, ma è quella mossa che secondo me è facile da giocare, addirittura mi può permettere anche un raddoppio sulla colonna C se io voglio puntare tutti i miei pezzi contro quel punto. Arriva il rocco corto da parte del nero, e adesso, solo adesso, gioco cavallo E5. Ok? Quindi arriva cavallo E5, e qui il mio avversario deve capire un pochettino cosa fare. E qui credo che mi aiuta parecchio, perché dopo questo cambio, ora qui si può catturare di alfiere e mantenere intatta la struttura pedonale, o, come ho fatto in partita, giocare pedone per. Questo pedone costringe il cavallo ad andarsene, rendendo più debole il punto in D5. Non solo, adesso si è aperta anche la colonna D per posizionare l'altra torre, quindi era proprio andata come volevo. E dopo cavallo E4, qui al momento ho due attaccanti e il mio avversario ha due difensori. Purtroppo il terzo attaccante mi è stato tappato, ma anche questa l'avevo, diciamo, considerata, che dopo cambio. È vero che questo pedone forte non riesco al momento a catturarlo, bisogna vedere se poi magari con mosse come donna qui si riesce in qualche modo a prendere quel pedone, ma adesso la mia prima cosa era quella di mettere la torre in D1, ma non tanto per minacciare le donne, perché fare le mosse col gusto di minacciare la donna, questa è una mossa che comunque da bianco avrei voluto fare. Torre in F in D1, ho un raggio d'azione delle due torri fortissime, e se adesso andiamo a fare una piccola analisi,
della mobilità dei miei pezzi io mi sento molto meglio. Ho 2 torri veramente iperattive contro 2 torri passive. Questo alfiere non è bellissimo, ma potrebbe aprirsi, questo è importante. Questo alfiere non mi piace perché questo pedone lo tappa, anche se questo pedone magari non è lì granitico, magari può essere attaccato un'altra volta. Chi lo sa che magari con donna C2 io vinco quel pedone, quindi credo di stare meglio in questo punto. Arriva donna in E8 e adesso vediamo se trovi la mossa che poi mi porterà definitivamente in vantaggio. Ti lascio qualche secondo per pensarci, stoppa anche il video se hai bisogno. Ok, vediamo se l'hai vista. Ora qui ci sono le idee del sacrificio di pedone per attivarsi in questo modo, ma ora ti mostro una mossa, sicuramente molti di voi l'avranno già vista, una mossa che spesso in pochi considerano perché credono, e ci sono entrato anche io in questa fase, che l'alfiere in fianchetto debba rimanere in fianchetto per tutta la sua vita. Ma l'alfiere può anche cambiare diagonale, andando a minacciare la torre, unico difensore del pedone. Se la torre cade, cade il pedone, io entro in settima con la torre ed è devastante. Il mio avversario capisce che prima o poi entrerò, quindi decide di non togliere la torre perché la mia entrata in settima sarebbe devastante e quindi decide di sacrificare la sua torre giocando una mossa qualsiasi come re in H8, togliendosi anche da questa diagonale. A questo punto però bisogna sempre cercare il meglio dalla posizione, dalla situazione, e qui probabilmente farebbe gola questa, ma non è detto che questa poi sia vantaggiosa al 100% per il nero, perché ok, magari entro qui, però ho la debolezza sulle case chiare, quindi questa mossa potrebbe dare del controgioco al mio avversario, ma in partita vedo alfiere in D7, la prima scelta del motore. Ok, sto facendo una doppia minaccia, è ovvio che la regina si toglierà, ma la regina ha poche case dove andare. Quindi nel momento in cui gioco alfiere di 7 e il mio avversario non l'aveva calcolata ed era secondo me difficile da vedere, a livello difensivo. A livello di attacco secondo me è sempre più facile, ma a livello difensivo se noi proviamo, scusa, torno indietro di qualche mossa, ruoto la posizione, secondo me questa forse non è la mossa più facile da vedere. Poi con un po' di attenzione si vede, però torniamo a noi, gioco alfiere di 7. Ops, scusami, RH8 alfiere di 7. Qui ovviamente donna in D8 e ancora una volta, se ora mi vado a catturare la torre, arriva donna per torre e ok, ho preso la qualità, sono felice uguale, ma qui forse c'è di meglio. Decido di ancora di giocare sulla tattica. Che cos'è che vede la tattica? La tattica vede un potenziale attacco di scoperta, quindi la domanda è dove posso togliere questo alfiere affinché io possa fare più danni, e decido di toglierlo in C6. Qual è l'idea? L'idea è che, e questo ascoltami bene perché giocatori da 1000-1100 punti questa considerazione a volte gli scappa. Un conto, torno indietro di qualche mossa, perdonami se ti faccio perdere un po' di tempo, un conto è prendere la torre e perdere l'alfiere, quindi ho preso 5 punti ma ne ho persi 3 con un guadagno netto di 2, vabbè adesso mi prendo anche un pedone. Ma un conto è come è andata in partita, alfiere di 7, attacco di scoperta, un conto è adesso devi togliere la donna, la realtà dei fatti è dove la togli, ma supponiamo caso che la donna avesse un punto dove andare al riparo, io poi avrei un più 3 secco, più 3 punti secchi, senza dover dare nessuno dei miei pezzi. Ma in realtà dei fatti qui la regina è che non può andare da nessuna parte. Questo alfiere e questa torre sono troppo attivi e la regina non ha case. Quindi il mio avversario decide di giocare alfiere per C6, andando a sacrificare la regina, quindi sacrifica la regina per un alfiere, per una torre, però non è proprio alfiere torre per regina perché adesso io mi prendo anche l'alfiere. Quindi alla fine dei conti abbiamo un alfiere a testa, abbiamo una torre a testa, ma la vera differenza è che io ho una regina, tu hai una torre, che si potrebbe giocare ancora a questa posizione se non fosse che i pezzi del mio avversario sono molto passivi. Qui arriva un alfiere C5 cercando di bloccare la mia torre.
Qui semplicemente un donna C2 per andare a prendersi i vari pezzi. Arriva pedone 3 cercando di creare un po' di fastidi, ma dopo alfiere per E3, che a me semplificare i pezzi in questa situazione è la cosa migliore che io possa mai ottenere, dopo F per E3 il mio avversario si rende conto che non c'è del controgioco. Quindi ci fa sempre bene a non abbandonare, cercare di giocare fino in fondo, ma nel momento in cui si vede che non c'è controgioco, non c'è possibilità di un matto in prima traversa perché comunque il re può scappare, c'è pressione qui, allora che dovrebbe fare il nero? Dovrebbe giocare tutta la partita in difesa per difendere questo punto? Secondo me sarebbe, vedo anche già questa che secondo me è molto buona come mossa. Quindi a questo punto della partita il mio avversario abbandona. Quindi dov'è che c'è stato il punto di svolta? Bella domanda. Dove ho giocato male il mio avversario? Credo che forse tutte queste mosse come alfiere 6 e torre C8 forse non erano indispensabili al 100%. Adesso sto parlando senza aver rianalizzato bene la posizione, ovviamente non ricordo alla perfezione i pensieri miei di 4 anni fa, ma credo forse che il nero abbia dato un po' troppa attenzione alle mie mosse piuttosto che alle sue. E da qui in poi, ecco, forse la cattura del cavallo non era la mossa migliore. Vediamo se attivando il motore, che cosa dice il motore. Il motore dice, esatto, a questo punto comunque il vantaggio è forte per il bianco, dice di liberarsi con C5. A seguito di questa mossa in realtà il vantaggio da +1,5 sale a +4, quindi questa è stata la mossa decisiva che ha portato poi il mio avversario a perdere la partita, perché in questo modo io ho potuto catturare di pedone togliendo questo difensore e nel momento in cui il cavallo va via e io riesco ad avere il controllo totale sulla colonna C e la colonna D, la donna tra l'altro è poco presente, a poche case vie di fuga, e qui poi arriva questa carina uscita di alfiere con poi alfiere di 7. Quindi che cosa voglio trasmettere con questa partita? Il non accontentarsi. Allora, se siamo in una blitz 2-3 minuti ci sta, gioco alfiere per torre, non vado neanche a... Però se ho tutto il tempo a disposizione, gli scacchi veri sono scacchi a tempo lungo, alfiere di 7 vale la pena, anche perché poi si guadagna la donna, ok? Quindi ovviamente va calcolato, ogni cosa va calcolata, non bisogna mai giocare ad intuito, bisogna talvolta utilizzare il calcolo duro, ma la tattica serve anche proprio a questo, è la visualizzazione e tutto ciò che appunto ci aiuta a fare meglio. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto, ti ricordo ancora l'offerta di lancio di Tattica Mastery, ti lascio il link qui sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!